un'emozione indescrivibile. La Madonna del Monte scende tra noi. Dopo la storica coronazione del 1938 e la discesa del 1988, oggi viviamo una data straordinaria e devo ringraziare l'Arciprete Don Carmelo. Devo dare un saluto affettuoso al referente Antonio Luigi e anche a padre Gioacchino per quello che hanno fatto, per come hanno organizzato. E un ringraziamento particolare a tutte le maestranze, alla ditta dei fratelli Curco, alla ditta Leone, a tutte le maestranze una per una. La Madonna ha deciso di scendere tra noi e sono certo che avremo i frutti di questa discesa, perché la Madonna ama i suoi figli racalmutesi e io credo che proteggerà tutti quanti noi, le nostre famiglie e in particolar modo gli anziani, gli ammalati, i portatori di handicap, le persone sole. E noi dobbiamo stringerci in questo momento storico intorno alla stringe della Beata Vergine Maria e spero e mi auguro vorrà stare tra noi il più tempo possibile e ci vorrà abbracciare tutti quanti come noi la abbracceremo con grande devozione. Viva Maria, viva la